Lei è Floriana, 20 anni, di Mazara del Vallo e anche lei è tronista di mascoli e femmine. Ciao Floriana. Ciao. Allora Floriana, a che genere di uomo ci dobbiamo rivolgere? Una persona giustamente che ha un lavoro, Sì. che mi potrà mantenere. Certo. Mi rivolgo delle persone a 25 a 35 anni. Quindi dobbiamo partire da un minimo di 25 anni per arrivare a 35 anni, Certo, giusto? sì. Hai preferenza per quanto riguarda biondi, bruni? No. Ti piace un certo tipo di uomo? Di Non più so. moro. Moro. Ti piace l'uomo moro? Sì. Mediterraneo? Sì, sì, sì. Gli occhi? Non importa. Non importa. Non importa. Che cos'è che vai guardando in un uomo, Floriana? La gentilezza, Sì. giustamente se ha un lavoro, Certo. mi può mantenere. Certo. Che ti posso dire? Una persona simpatica, Sì. non troppo trasgressiva. Che sia solare. Che sia solare, Sì. e non troppo trasgressiva. Non troppo trasgressiva, esatto. Meglio chiarirlo a questo punto. Certo, Cioè certo. non ti piacciono gli uomini praticamente che prendono subito l'iniziativa? No, 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 no. Esatto, tu vai cercando Cioè, l'uomo le cose- romantico. Certo, meglio. Le cose Certo. dobbiamo decidere insieme. Certo. Non è che... Quanto tempo è che sei qua in Sicilia? Io ho quasi 4 anni Sì. in Sicilia. Già ti sei stabilita Già qui? mi sono stabilita, prima abitavo con i genitori, adesso abito per il conto mio. Esatto. Mhm. Quanto tempo è che sei single? Non ho neanche un mese, Ah, quindi da poco. da poco. Hai tentato praticamente di rivolgerti qui a mascoli e femmine perché appunto vai cercando il tipo ideale. Certo, certo. Esatto. Va bene Floriana, parlaci un po' di te. Che tipo sei? Che tipo di ragazza sei? Che tipo di donna? Io sono una donna tranquilla, però mi piacciono i divertimenti. Certo, è naturale. Ti piace goderti la vita praticamente? Certo, Sì. certo. Mi Poi? piacciono uscire insieme con gli amici, Certo, andare a divertirmi, cena fuori magari. andare a mangiare fuori. Qualche pub, discoteca? Pub, discoteche, preferisco sempre fuori di Mazara, perché mi piacciono. Sabato vado spesso in discoteca. Che tipo di carattere hai tu? Ho un carattere tranquillo, Sì. io sono una persona più tranquilla così. Sì. Non sei nervosa? No, no. Non no. ti innervosisci? No, no, no. Se magari qualcuno ti fa un dispetto, una cosa, tu magari lo elimini? Dipende il discorso anche. Magari lo elimini tranquillamente. Certo, Cioè anche. tranquillamente lo fai fuori. Lo faccio fuori. Con tranquillità. La cosa importante è questa. Normale, giusto. Però, come dolcezza, sei dolce? Sì, sì, abbastanza. Credi dolce. all'amore? Credo. Sei Credo. romantica? Sì, anche. Nella vita cosa ti piacerebbe fare? Cioè il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno sarà di diventare una cantante, però lo Sì. so che non è possibile. Vabbè, non si può sapere mai. Non si può sapere mai, esatto. giusto. I casi della vita sono veramente infiniti. Normale. Persone normali come me, come te, come qualche altro, che un giorno che sono normali e che diventano delle star. Normale, certo. Io te lo auguro comunque. Grazie. Va bene, amici telespettatori, maschietti dai 25 ai 35 anni che state guardando Floriana, 20 anni di Mazara del Vallo, Floriana è qui, sta aspettando le vostre telefonate appunto perché va cercando corteggiatori, va cercando il tipo ideale di uomo, perché Floriana ha intenzioni serie, ha intenzione di sistemarsi per la vita, dico bene Floriana? Certo, giusto. Per tutti quelli di voi che la volessero naturalmente incontrare personalmente non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione, ma attenzione, quello non è il numero privato di Floriana, quello è il numero della redazione di Storia d'Amore Siciliano, per cui voi chiamate questo numero e naturalmente ci sarà la segreteria che si metterà in contatto con voi per fare la selezione per incontrare Floriana. Floriana, in questo momento ci sono quei telespettatori, quegli uomini dai 25 ai 35 anni che ci stanno guardando, Sì. stanno decidendosi se chiamare per presentarsi come corteggiatori oppure no. Sì. Vuoi dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai! Ciao, contattatemi perché sono una persona solare e mi piace divertire. Grazie. Bellissimo messaggio!